Une nature uniche e incontaminate, zonis di palut, sioris di lamis di bielece straordinarie, e i parks splendidi, dal chistiel di Flambruch e di Ville Ottelio Savorgnan a Aris, l'engius de Sossagis, a fasin dal stele un flum plen di inchiant. Un timp importante arterie di trasporto e collegamento tra la planure furlane de alte e di Miec cul mar, ma anche per strategie di vuere. I vin dalle testimonianze e dalle glesiute di chiarmazzi scritte al nostro comune, dove che su una pareti i vin chiatato un graffite raffigurando une barche romane addirittura in asset di guerre. Quindi questo flungo veniva percorruto di queste imbarcazioni che arrivavano dalla laguna e venivano a battagliare sul flungstelle. Sappiamo benissimo che le grandi civiltà si sono sempre sviluppate attorno dai grandi flungs in Europa, e questo è abbastanza abitudinario di lui. E quindi il flungstelle, per motivi di commercio, veniva appunto utilizzato già in epoche romane. Se i ring da volta al passato e quindi i ring arrivano al periodo del disgelo, della glaciazione, i vedi pensare che il ghiacciaio arrivava fino all'altezza della strada ferrate. Quando il ghiaccio si è disfatto e è tornato verso le montagne, ha completamente dilavato tutta la pianura furlane, creando le zone depresse e dalle zone più alte, quindi un dilavamento totale dalla pianura. Queste caratteristiche, quindi di questo dislivello, i chiatin in Friuli solo sul flungstelle, infatti risalenti il flung, i chiatin dalle zone dove la sponda destra è nevore più alta rispetto a che sinistra. Questo è semplicemente per il caso che i proprietari che avevano questi terreni durante questi secoli hanno bonificato questo territorio. L'antica Naxum, che si butta in te lagune di Maran, al passe tutto il territorio dal comune di Rivignante Or. Arrive di sterp di Bertiul, dove che al Nas, sotto forme di piccul canale a Mont, in te zone orientali d'ogni la frazione di Flambruch, par dopo che appa su li saghis vivarosis di risultive e dagli affluenzi presins in tal bacin, l'antin devant a sud, Bandearis. E di chi l'uvi infatti in barchie, intuntrat un'evore suggestiv. Il flum di risultive più importante al Friuli ha caratteristiche uniche. Una caratteristica di queste aghe che essendo aghe di risorgive, è aghe che ha una temperatura costante durante tutto l'anno, quindi che si aggira sui 13 gradi grassi. E un'altra caratteristica fondamentale è che la sua portata è costante, quindi non è un flum come il Tilimento, come l'Isonz, che va in magre durante l'estate e spesso in plene durante un viar, ma è un flum che, come vedete, come è un periodo di siccità, però ha una buona portata di aghe, quindi parli bene o male sui 25-30 metri cubi al secondo a passi sempre. Alle un dai pochi flums in Europa cence Arsings. Una caratteristica fondamentale di questo flum è la presenza delle zone sgolenali, dalle aree di espansione del flum durante i soplenis che vengono sistematicamente allagati, dove all'interno chiatin dalle plantis un evore particolare, considerati dalla comunità europea in via di estinzione in tutta Europa, tra cui i vin l'ol, il frassing e la farnie. Le loro adresse sono sommersi stallaghe tutto l'anno, robe che in altre situazioni, se altri plantis, ammoraressin. Invece questi plantis hanno proprio la bisogna di sei sempre quelle adresse stallaghe. Tesaur natural, il flum stelle, ha anche una risorse turistiche. Per le popolazioni locali il flum è sempre stato dalla storia una risorsa, perché sul flum si veniva a pesciare, a palpes per poter portarlo a casa e mangiarlo. Dai anni sono succeduti anche dei incidenti, quindi dei frutti colavano in aghe e purtroppo si sono inneanze, quindi al destava anche una preoccupazione e un paura per la popolazione. Il flum sicuramente sarà una risorsa turistica perché possiamo percorrerlo dalla sua sorgente fino alla foce usando una canoa e quindi entrando in un ambiente un evore particolare. Dal 2006 l'amministrazione comunale ha inserito tutto il percorso del flum stelle e tutti i boschi che lo circondano all'interno del parco comunale da Stelle.
Villa Hotel Savorian, che vedete alle Mespalis, è al core di questo parco e dai prossimi anni diventerà il cardine fondamentale per il turismo di questo territorio. Sulle rivis dal Stele, donde Villa Hotel Savorian a Aris, alla sede l'Aquari de Species di Aghis Dolce Paolo Solimbergo, dall'ente tutela patrimonio ittico dal Friul Vignesi e Giulie. A chi si può osservare dal ver i pes presins in Tessaghis de Region, une quarantine. Alle rappresentati il cors di un flum de sorgint a efous, con ricostruzioni fedels dai paesaggi tipics. Principalmente la funzione è che di fare la parte didattica, di insegnare ai nostri frus i pesci che vengono sotto chiesa. È nata nel 99, è stata inaugurata nel 99, a settembre viene fare la prima scuola e stiamo continuando con gli scolareschi in comune. In tal stele e sono c'è tanti specie di pes. Viene dal Cavedano, in Furlan alle squale, dopo vengono le sghiardole, i carpi, i tenchis, la trute marmorate. Per di fuori dall'Aquari si riconosce le strutture di un implant ittic realizzato in tagli anni 50. Un percorso naturalistico con puintus e un biel vedere sul stele a permettere di scoprire i processi evolutivi des zonis umidis. Si chiama alla parte esterna dell'acquari, lì che una volta facevano crescere i pesci, era l'incubatorio che faceva nascere gli ous e dopo facevano il crescimento qui fuori. Davvero le spalle c'era l'allevamento, lì che facevano il crescimento dei trutis, poi i carpi, i tenchis, il luz, gli sghiardoli, gli altri pesci che avevano in che condizioni so che l'acqua è ferma, quindi si scalda e arrivano anche a riprodursi tranquillamente.